Accudire ed amare i nostri amici a quattro zampe nel modo corretto non è sempre così facile. Ecco perché l'assessorato alla cultura del comune di Albignasego ha pensato di organizzare vita da gatto prima e vita da cane poi, registrando il tutto esaurito. Al giorno d'oggi sempre più persone hanno un animale in casa, un cane, un gatto, comunque appunto animali domestici che rappresentano ormai un vero e proprio membro della loro famiglia. E anche l'assessore Bado nello scorso anno ha realizzato delle iniziative in municipio relative al cane che hanno riscosso tantissimo successo proprio per questo motivo. Dopo il successo ottenuto con i due cicli dedicati all'amico felino, la dottoressa Maria Grazia Calore, veterinaria comportamentista, ha svelato il miglior modo per interagire e curare il proprio cane. Sfatando miti e abitudini consolidate, la dottoressa ha approfondito i metodi corretti di educazione e comunicazione con il nostro migliore amico, riscontrando forte interesse nel pubblico. A grande richiesta è stato infatti programmato un secondo appuntamento con Vita da cane. Del mese di settembre sono stati un grandissimo successo, infatti abbiamo registrato il tutto esaurito e sono proprio in programma per il prossimo mese, in particolare l'8 di ottobre e il 15, altri due incontri su prenotazione obbligatoria qui in Villa Ubizzi.